Grazie Giacomo. Sì. Desidero iniziare il mio intervento ringraziando tutti gli intervenuti e nel dare il benvenuto alle autorità presenti e agli illustri relatori rivolgo un particolare ringraziamento alla Confederazione Sindacale Sarda che ha scelto Senis per il suo congresso nazionale. Il tema del congresso riveste una grande importanza non solo per il nostro comune ma per tutti i piccoli centri d'Italia. Senis è un piccolo centro dell'entroterra della Sardegna che conta circa 500 abitanti e che, come moltissimi piccoli centri, patisce il dramma dell'isolamento, dello spopolamento, della disoccupazione. Un piccolo centro che, in nome della riorganizzazione dei servizi, visto in poco tempo la chiusura o il drastico ridimensionamento di alcuni servizi primari, quali la banca, i trasporti pubblici, eccetera, e adesso rischia anche la chiusura della scuola. La recente manovra economica del governo sembra voglia accanirsi contro le nostre piccole realtà, nel tentativo di dare in pasto all'opinione pubblica, giustamente indignata per gli sprechi e privilegi di certa classe politica, alcune misure di sicuro impatto mediatico e di altrettanta scarsa efficacia. Non si vedono né sono indicati risparmi per i conti dello Stato di simili provvedimenti istituzionali, per quanto si vedono i danni che questi comportano per il sistema democratico dei nostri territori. I sindaci, gli assessori e i consiglieri dei nostri piccoli comuni non sono poltrone da eliminare, sono la democrazia da difendere. Da queste parti i comuni non sono un problema, sono una risorsa, sia detto con chiarezza. L'eliminazione dei comuni, la sistematica riduzione delle rappresentanze dei nostri territori sono un attacco alla democrazia, un attacco che qualcuno ha avuto l'impudenza di additare come un risparmio per i conti dello Stato. È arrivato il momento di dire con forza e orgoglio che i piccoli comuni sono una ricchezza per il nostro Paese, sono palestra di democrazia e partecipazione e per tante persone sono momento di vicinanza della politica ai cittadini. Sono isole di efficienza, innovazione, sperimentazione in un quadro politico e amministrativo sempre più ripiegato su se stesso, lontano dai problemi reali della gente. L'importanza del ruolo svolto dalle nostre comunità nel territorio sono quelle di garantire la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale. Mi piace citare l'espressione usata dal professor Giorgio Lapira di Firenze, sindaco di Firenze, in occasione del convegno mondiale dei comuni, svoltasi in Italia nel 1955. I comuni hanno una vita propria, hanno un proprio essere misterioso e profondo, hanno un loro voto, hanno per così dire una loro anima e un loro destino. Non sono cumuli occasionali di pietre. Mai come in questo periodo tale affermazione è così attuale.